del Padovano e del Trevigiano colpiti dalle alluvioni di maggio e giugno siglano un documento per chiedere a Stato e Regione ristori immediati ai cittadini e opere di difesa idraulica urgenti. L'appello: non possiamo più aspettare. In Veneto ogni giorno si perdono 740 milioni di litri di acqua da utilizzare per usi civili come l'acqua potabile, una dispersione idrica dovuta anche al cattivo stato di salute delle tubazioni, l'allarme della CGA. Continua la mobilitazione di opposizione e associazioni cittadini contro il sindaco di Venezia, che ieri ha ribadito di non dimettersi, una protesta che sbarcherà anche alla Mostra del Cinema. Nello stesso giorno al via la campagna estiva di Lega e Fratelli d'Italia per spiegare ai cittadini i benefici dell'autonomia, quasi un duello a distanza nel costante braccio di ferro tra alleati in vista delle regionali 2025. Nelle parrocchie della Marca colpite da vandalismi e furti come quelli clamorosi della banda che razzia le canne d'organo per rivenderle si corre ai ripari, chiusure degli edifici, telecamere e anche l'ipotesi di un vigilanza privata. Giornata da bollino nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico, traffico critico sulla A4 in direzione Trieste con code all'Iserta e sulla A23 verso Tarvisio, incolonnamenti anche l'uscita di Latisana. Giancarlo Gentilini compie 95 anni, ieri sera festa e brindisi con gli alpini e stasera alle 21 l'attesa puntata speciale della nostra storia. Nella sua casa lo sceriffo si racconta, ai microfoni di Lucio Zanato. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano l'accordo, la compattezza tra i sindaci del Padovano e del Trevigiano colpiti dall'ondata di maltempo di maggio e giugno. Si sono incontrati di persona indossando la fascia tricolore per fare squadra e chiedere al governo di risarcire in fretta i danni subiti dai loro cittadini con le alluvioni appunto dello scorso maggio e dello scorso giugno. 40 milioni di danni solo per i privati cittadini di Castelfranco Veneto, più quelli al patrimonio pubblico. Gli allagamenti del 16 maggio e del 25 giugno hanno messo in ginocchio quasi tutti i comuni che si trovano lungo il Muson, a cavallo tra le province di Padova e Treviso. E così 17 sindaci, per la Marca oltre a Castelfranco, anche Asolo, Castello di Godego, Resana e Riese Pio X, si sono incontrati a Campo San Piero, dove, indossando la fascia tricolore per dare solennità al gesto, hanno firmato una lettera indirizzata a Ministero, Protezione Civile, parlamentari veneti e Regione, chiedendo con forza due cose. La prima, che vengano subito risarciti i cittadini che hanno subito danni enormi, per milioni, in molti casi si sfiorano i 100.000 euro a famiglia. La seconda richiesta è per i lavori di messa in sicurezza definitiva. Chiediamo che oltre alla somma urgenza vengano anche velocizzati, attraverso il commissariamento che è tipico dell'emergenza, altri lavori che sono necessari per la nostra messa in sicurezza. Nello specifico vasche di laminazione, cito quella di Spineda a nord di Castelfranco, lavori sugli argini e anche altri lavori lungo l'alveo. A Castelfranco nessuno dimenticherà mai la pioggia impressionante o Piazza Giorgione sotto a 50 cm d'acqua. Ogni qualvolta si vede una nuvola all'orizzonte di Castelfranco Veneto sale l'ansia, no? Perché l'imprevedibile è successo 2 volte e quindi non si può più parlare di qualcosa di imprevedibile. Bisogna lavorare per creare delle infrastrutture su tutta l'asta. E quindi io a nord stiamo lavorando e chiedo venga lavorato anche a sud e non solo sul Muson ma anche su altri canali, su altri fiumi, mi citano il Marzenego piuttosto che il Dese, in modo tale che la Venale possa scaricare le proprie acque lì e conseguentemente non caricare il Muson. Ora questi sindaci si troveranno a intervalli regolari per mettere pressione agli enti superiori e dare risposte veloci ai loro cittadini. E in Veneto ogni giorno si perdono 740 milioni di litri di acqua da utilizzare per usi civili come l'acqua potabile, una dispersione idrica dovuta anche al cattivo stato di salute delle tubazioni. Maglia nera al Bellunese, l'allarme della CGA di Mestre. Belluno, fanalino di coda in Veneto per quanto riguarda la perdita dell'acqua nelle tubazioni pubbliche. Tra i 7 comuni capoluogo di provincia, in quello montano, il 64,2% dell'acqua immessa in rete non arriva ai rubinetti delle utenze presenti in città. A fronte di 678 litri d'acqua giornalieri per abitante immessi nella rete, 435 si perdono per strada. Tra i 109 comuni italiani monitorati in questo approfondimento, Belluno si colloca addirittura al 10° posto. In Veneto si disperde oltre il 42% dell'acqua che viene immessa nella rete. È uno spreco che non possiamo più permetterci.
Per efficientare la rete idrica regionale bisogna aggiustare le tubazioni, ammodernare il sistema irriguo nel settore agricolo e aumentare la depurazione delle acque reflue da riutilizzare nel sistema produttivo. Grazie al PNRR abbiamo a disposizione oltre 5 miliardi di euro da spendere a livello nazionale per mettere a terra tutti questi interventi. Dobbiamo fare presto e bene. Il futuro dell'agricoltura e di molti settori produttivi del Veneto ad alta intensità di utilizzo dell'acqua sono fortemente a rischio. Secondo i dati riportati dall'Ufficio Studi della CGA, la dispersione è riconducibile a più fattori: alle rotture presenti nelle condotte, all'età avanzata degli impianti, agli aspetti amministrativi dovuti a errori di misurazione dei contatori e agli usi non autorizzati, fino alla presenza di fontanili nei centri urbani, soprattutto nelle zone montagna, che possono dar luogo ad erogazioni responsabili di elevate perdite. Andiamo a Venezia, dove continua la mobilitazione di opposizione, associazioni e cittadini contro il sindaco Brugnaro, che ieri ha ribadito di non dimettersi, una protesta che sbarcherà anche alla Mostra del Cinema. Dopo l'affollata manifestazione di fronte al municipio di Mestre per chiedere le dimissioni del sindaco Luigi Brugnaro, cittadini, associazioni e comitati hanno iniziato a coordinarsi per una mobilitazione al Lido di Venezia durante la prossima Mostra del Cinema. La vetrina del festival offrirebbe alla protesta una visibilità internazionale persino superiore a quella di cui gode qualsiasi cosa accada a Venezia e, secondo il consigliere comunale d'opposizione Giovanni Andrea Martini, ben si sposerebbe a mostrare in quale film spazzatura sia stata trascinata la città di Venezia. Martini definisce infatti l'ultimo consiglio comunale una farsa dal copione logoro, quello dell'accusato innocente, l'eterno perseguitato da una giustizia ingiusta, applaudito dalla clac di consiglieri e assessori. Di tutt'altro avviso il senatore Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, il cui partito ha rinnovato la fiducia al sindaco nell'ultimo consiglio. Io credo che non abbiamo nessuna paura di assumersi la responsabilità di quello che è stato. Ripeto, magistratura farà chiarezza, il sindaco è stato molto chiaro rispetto a ciò che crede, poi noi abbiamo lì una classe dirigente molto matura, il presidente della città, tra l'altro il senatore Speranzon, che sta conducendo perfettamente tutte le operazioni, per cui io sono molto fiducioso che, a parte il fatto che Fratelli d'Italia risulterà estraneo a qualsiasi tipo, per noi per noi la legalità è una cosa fondamentale ed importante. La Lega è andata oltre. Il capogruppo Alex Bazzaro ha annunciato la volontà di consegnare a Brugnaro la tessera onoraria del partito. Di diverso parere la capogruppo del Movimento 5 Stelle in regione Erika Baldin, tra le prime a chiedere le dimissioni del sindaco, presente alla manifestazione in via Palazzo. Perché sono 9 anni in cui questa città è immobile, non ci sono i servizi pubblici per i cittadini vengono calpestati ogni giorno e questi conflitti di interessi continui, giornalieri, hanno devastato l'immagine di questa città. Quindi è arrivato il momento di dire a Brugnaro e alla sua giunta di dimettersi, di andare a casa. Questo al di là di quelle che sono le indagini della magistratura. Dal punto di vista politico non convince neanche la relazione chiesta da Brugnaro alla direzione del Comune di Venezia sulle società partecipate direttamente o indirettamente interessate dall'indagine. Mi sembra un po' tardi entrare nel merito delle partecipate dopo 9 anni in cui si discute di mancanza di personale, salari non adeguati e 1000 problematiche di organizzazione. Pensi che a CTV non ha neanche il direttore del personale e il problema è proprio il personale. E un ufficio di missioni con moduli prestampati davanti al municipio di Mestre è la provocazione di Ambiente Bene Comune durante un presidio, l'ennesimo presidio di protesta per ribadire ancora una volta la richiesta di dimissioni di sindaco di Venezia e giunta. La mobilitazione di protesta, cominciata dopo l'inchiesta della Procura di Venezia, non si ferma. Di fronte al municipio di Mestre è apparso un ufficio mobile aperto al pubblico, pronto a raccogliere qualsiasi tipo di dimissioni. In cima alla lunga lista delle più svariate categorie che possono compilare la pratica in carta semplice o in bollo, ci sono la carica di sindaco, assessore e consigliere comunale. Ma soprattutto attraverso un modulo prestampato si possono dare le dimissioni da cittadino accondiscendente per annunciare il proprio passaggio da chi sta in silenzio a chi vuol far sentire la propria voce. Le lettere sono disponibili per chiunque lo desideri. Andando bene, ieri ne abbiamo raccolto una cinquantina, sono tutti cittadini dimessi,
nel senso dell'aggettivo del termine, però combattivi, perché tutti mi dicono ma io veramente non sono mai stato zitto, sì, però adesso è il caso di alzare la voce sul serio, e quindi quando quest'urna sarà piena di dimissioni le consegneremo al nostro primo cittadino, sperando che l'esempio dei suoi cittadini lo porti a fare il passo. 2 settimane fa, di fronte a Ca' Farsetti, si è tenuta la prima protesta silenziosa di richiesta dimissioni del sindaco e della giunta. Accanto all'ufficio dimissioni mobile di Mestre si tiene un'iniziativa con la stessa richiesta, ma parlata, in via Palazzo. L'amministrazione deve capire che la gente non se ne va. E ce ne siamo andati a casa, certo ieri ci ha raccontato le favole, io sono innocente, sono bravo, ha fatto scrivere la sua relazione dai suoi avvocati perché erano tutte legali le cose, ma è un sistema che la magistratura ha detto il sistema Brugnaro, cioè senza la democrazia. La gente deve tornare a partecipare, a stare col fiato sul collo alle istituzioni. Continuiamo con la politica, ma lasciamo Venezia, andiamo a Treviso, perché nello stesso giorno al via la campagna estiva di Lega e Fratelli d'Italia per spiegare ai cittadini i benefici dell'autonomia, quasi un duello a distanza nel costante braccio di ferro tra gli alleati in vista delle regionali 2025. Gazebo da una parte con il colore verde del Carroccio, gazebo dall'altra sotto le insegne di Giorgia Meloni. Obiettivo spiegare ai cittadini i benefici dell'autonomia. A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina, recita il vecchio adagio. E allora ai più maligni verrà un sospetto di fronte alla campagna estiva di Lega e Fratelli d'Italia, vista la concomitanza singolare. Nello stesso giorno in cui a Jesolo Alberto Stefani lancia l'operazione dei 200 gazebo, i primi nella località di Mare, poi a settembre in tutto il Veneto, Luca De Carlo fa lo stesso a Treviso, annunciando gli incontri con la cittadinanza intanto nella Marca e poi in tutta la regione. E se è vero che i meloniani puntano a spiegare anche le altre riforme del governo, premierato, fisco e giustizia, è altrettanto chiaro che quello con la Lega sembra l'ennesimo sgomitare per attribuirsi i meriti della legge Calderoli, magari pensando alle regionali 2025. De Carlo nicchia, ma non rinuncia alle precisazioni. Mi risulta che facciamo parte della stessa maggioranza, cioè quella maggioranza che ha approvato l'autonomia. Se poi io devo essere sincero del tutto, questa è la maggioranza governo Meloni che ha approvato l'autonomia, perché prima di maggioranze dove c'erano tutti, le abbiamo già viste e nessuno ha portato a casa il provvedimento. Ma volete mettervi il cappello sopra dell'iniziativa? No, non abbiamo bisogno, lo dicono i fatti. E una stilettata la lancia anche all'alleato di centrodestra che più è sembrato tirare il freno negli ultimi tempi. Oggi tutte le forze devono andare in piazza, anche Forza Italia deve scendere in piazza a spiegare la bontà di quello che abbiamo fatto, perché abbiamo fatto tutto con il governo di centrodestra, lo abbiamo fatto assieme, non l'abbiamo fatto l'uno contro l'altro. Semmai sono gli altri che devono andare in piazza a spiegare perché l'autonomia andava bene prima e non va bene adesso che l'abbiamo fatta noi. Intanto Stefani va avanti per la sua strada, rivendica la primogenitura dei gazebo e dell'autonomia in generale e attacca da PD e 5 Stelle una campagna di disinformazione in piena regola. Ecco perché quelli della Lega non saranno semplici azioni di volantinaggio. Saranno dei punti di incontro con rappresentanti istituzionali, quindi all'interno di queste realtà troveremo anche parlamentari, consiglieri regionali, sindaci, segretari, persone che comunque conoscono il tema dell'autonomia e sono anche a disposizione dei cittadini per informare il più possibile. A rincarare la dose il capogruppo della Lega in regione Alberto Villanova. Il sostegno del PD Veneto e della CGIL al referendum per abrogare la riforma dell'autonomia è una pugnalata alle spalle dei veneti e rilancia. Faccio un appello agli iscritti veneti di CGIL e Dem. Restituite la vostra tessera, date un segnale alle lontane segreterie romane. Nel frattempo, alla lunga distanza, l'obiettivo del centrodestra pare quello di dare il via a una campagna di non voto nel caso il referendum abrogativo passasse tutte le vidimazioni del caso. Se non si raggiunge il quorum del 50% degli elettori, quindi se chi è contrario al referendum e quindi è a favore dell'autonomia non va a votare, per dirla in maniera molto semplice, il referendum non passa e quindi la legge sull'autonomia resta in vigore. È ovvio che anche da parte nostra serve una mobilitazione importante per spiegare l'utilità dell'autonomia e quindi in questo caso l'ipotesi di non andare a votare. E in un referendum abrogativo non andare a votare equivale a votare no, ma questa è tattica. A me interessa la strategia con la quale noi dobbiamo spiegare ai nostri cittadini la bontà di questa riforma e come pensiamo poi di declinarla sui territori. Furti nelle
Nelle chiese si allunga l'elenco delle parrocchie prese di mira da quella che sembra essere una banda specializzata nei colpi ai danni degli organi all'interno delle chiese. I parroci corrono ai ripari con telecamere, sistemi d'allarme, ma c'è anche chi ipotizza l'utilizzo dei vigilantes. I furti nelle chiese denunciano davvero una decadenza etica dei nostri tempi e sicuramente, visto che si ripetono, quella di servirsi degli istituti di vigilanza può essere sicuramente una soluzione. Vigilantes a presidiare le chiese. Nelle ultime settimane obiettivo di bande che puntano a rubare le canne degli organi, probabilmente poi per rivenderle. Colpi nel Veneziano. Nella parrocchia di San Trovaso di Preganziolo, dove sono sparite 19 canne dell'antico organo ottocentesco, il parroco ha parlato di danno incalcolabile. A Mogliano, nella chiesa di San Marco Evangelista in Ronzinella, tra giugno e luglio i ladri hanno rubato 20 canne. Le parrocchie corrono ai ripari. Nella frazione di Preganziolo, Don Daniele Bortoletto ha annunciato che farà installare delle telecamere di videosorveglianza, ma nel frattempo ha deciso di rendere le due chiese, solitamente sempre aperte, accessibili solamente durante le funzioni religiose. Anche a San Marco Evangelista in Ronzinella, ad ottobre, in occasione dei lavori che interesseranno l'oratorio, verranno installate le telecamere e un sistema di allarme, ma si provvederà anche a chiudere l'organo con delle ante in legno e una serratura antiscasso. Ma a queste misure potrebbe aggiungersi la vigilanza privata con una collaborazione tra parrocchie e comuni. È necessario trovare i giusti termini, poiché il comune, comunque le amministrazioni comunali, avrebbero un beneficio dell'eventuale servizio di vigilantes, specialmente negli orari notturni, mentre i furti nelle chiese si stanno verificando durante il giorno. Un furto che colpisce tutta la comunità di Preganziolo per il valore artistico e culturale del bene che è stato danneggiato. Esprimiamo vicinanza al parroco Don Daniele, con il quale siamo in continuo contatto, dice la sindaca Stocco. Ci impegniamo a dare massima disponibilità per collaborare nelle indagini per arrivare presto all'identificazione dell'autore di questo odioso furto. Ricordo inoltre che la città di Preganziol ha ospitato per diverse annualità un importante festival organistico internazionale che proprio nella chiesa antica di San Trovaso ha avuto sede. Proprio per questo teniamo in particolar modo al valore, al pregio di quel bene e ci auguriamo che torni presto all'antico splendore. Intanto i carabinieri per la tutela del patrimonio culturale a cui sono stati denunciati i furti sono al lavoro per identificare i responsabili e chiarire se si possa trattare della stessa banda che ha colpito anche in almeno 2 parrocchie del Veneziano e nel Bolognese. E non si esclude il furto su commissione per l'asfalto alla DB di Cassola. È ancora in corso di quantificazione l'ammontare del bottino trafugato la notte tra giovedì e venerdì dalla DB di Cassola, dove un comando da almeno 6 uomini è entrato in azione sfondando con un caterpillar i 2 cancelli di ingresso e il portone blindato di accesso al laboratorio di catene d'argento e oro. Poco prima del colpo avevano rubato 2 caterpillar da una ditta edile di Romano Dezzelino e una betoniera da un cantiere di Castion di Loria, 2 dei mezzi usati assieme a inferriate d'acciaio per bloccare la strada principale via Grande e poter agire indisturbati. 13 minuti il tempo impiegato per sfondare, entrare, rubare e scappare, passando sui binari della vicina ferrovia. I danni provocati dall'assalto sono assai ingenti, si parla di centinaia di migliaia di euro tra macchinari e impianti andati distrutti dalla furia dell'azione dei malviventi. Un colpo, si è detto, pianificato sì nei minimi dettagli. Elementi potrebbero essere proprio quelle di un terzetto criminale costituito da ex militari dell'Europa dell'Est, ricercati da tempo dalle forze dell'ordine. Non si esclude, visto l'aumento dell'utilizzo dell'argento, soprattutto nell'industria medica, elettronica e informatica, che si tratti di un furto su commissione. Siamo nel Vicentino, andiamo a Sandrigo dove si sono vissuti attimi di paura per l'abbattimento accidentale di uno sfiato della rete del gas metano. Un'auto è finita fuori strada nella notte danneggiando l'infrastruttura. Sandrigo. Paura nella notte in via Europa. A seguito di un incidente stradale, un'automobile ha abbattuto lo sfiato del gas metano che ha reso necessario il pronto intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. L'incidente è avvenuto poco prima delle 4 del mattino nei pressi dell'incrocio Fratta. Il conducente dell'automobile ha perso autonomamente il controllo del mezzo, finendo fuori strada senza coinvolgere però altre vetture. Fortunatamente l'autista non ha riportato ferite di rilievo, uscendo autonomamente dal veicolo.
veicolo. Sul posto i carabinieri per deviare il traffico ed effettuare i rilievi del sinistro. Le operazioni si sono concluse verso le 6 dopo i controlli dei tecnici dei pompieri che hanno escluso possibili perdite di gas dalla rete. Fine settimana di esodo estivo e giornata da bollino nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico. Traffico da bollino nero confermato. Il primo fine settimana di agosto non delude le attese e fa segnare, dato delle ore 16 di sabato 3 agosto, un più 4% di uscita ai caselli rispetto allo stesso sabato di un anno fa. La previsione è di superare complessivamente quota 190.000 transiti. Domenica 4 agosto sarà giornata contrassegnata da bollino rosso sull'autostrada A4 in direzione Trieste. In questo caso la previsione è di circa 160.000 transiti. Il divieto dei mezzi pesanti scatterà dalle 7 alle 22. Bollino nero confermato, già alle 14 c'era una tendenza in aumento anche di traffico rispetto all'anno scorso del 4%. Abbiamo avuto coda ai caselli, siamo arrivati a 4 km al casello di Lisert, anche lungo l'arteria tra San Donà e Portogruaro ci sono state delle code a tratti e al nodo di Palmanova. Il traffico è stato più fluido soprattutto nei tratti delle 3 corsie, all'interno di questi non ci sono state code. E abbiamo notato anche una tendenza alle partenze anche durante la settimana. Durante la settimana avevamo già un aumento del 2% di traffico durante tutte le giornate di media. Sicuramente influisce l'informazione sia nel saper prendere le informazioni con tutti i sistemi anche che abbiamo a disposizione, anche tutte le informazioni che vengono date a livello nazionale e quindi si capisce che ci sono delle partenze diverse rispetto agli anni scorsi. Comunque anche durante la giornata di sabato si sono confermate le partenze di esodo puro, c'è un aumento anche nella giornata di sabato. Sì, non siamo colpi di certo di sorpresa, in quanto per noi abbiamo gli strumenti per prevedere questo traffico anche guardando i dati storici. Le nostre forze erano già in campo, noi in una giornata come questa mettiamo una task force di circa 220 persone nei mestieri diversi che servono per gestire giornate di questo genere. Cambiamo argomento, oggi a Treviso si festeggia un compleanno speciale, quello di Giancarlo Gentilini che compie 95 anni. Ieri sera festa e brindisi con gli alpini e stasera alle 21 l'attesa puntata speciale della nostra storia. Nella sua casa lo sceriffo si racconterà ai microfoni del nostro Lucio Zanato. Ma c'è un altro appuntamento con la programmazione di Antenna 3 ed è quello con il Palio di Feltre. Domani dalle 15:30 la tradizione in diretta sulla nostra emittente e per l'occasione il telegiornale di Treviso andrà in onda dopo l'evento. Il palio è tradizione, ma al quinto palio vissuto da presidente, quali novità? Certamente tante novità, anche se manteniamo quello che è lo spirito e il formato della tradizione che da 45 anni, giova ricordare che questa è la 45esima edizione, è un appuntamento centrale per Feltre. È conto alla rovescia per i momenti più salienti del palio. Dopo la cena dei quartieri di ieri sera funestata dal tempo, si scrutano le previsioni per domani quando, dalle 15:30 in poi, la manifestazione verrà trasmessa in diretta dai nostri canali. Il palio sono emozioni, adrenalina, coinvolgimento dedicate a tutti. Sono tantissime le attività che proponiamo per i ragazzi, per gli adulti, con diversi tagli, un approfondimento culturale, storico, appunto le gare, la parte di ristorazione. Un divertimento aperto a tutti in una cornice architettonica e naturale magnifica come quella della nostra città. La manifestazione, ripresa nel 1979, si concluderà domani con le 2 gare in Pla del Moro. Prima il tiro alla fune, poi la spettacolare e attesissima corsa dei cavalli. Una gara di alto livello che cerchiamo di svolgere con la massima attenzione alla salute dei cavalli. Sono terminate da poco le visite veterinarie con una commissione veterinaria di altissimo livello, proprio perché cerchiamo di fare tutto nella massima sicurezza per il pubblico e per gli equidi.
E allora vi ricordo questa sera dalle 21 la puntata speciale della nostra storia con l'intervista a Giancarlo Gentilini nel giorno dei suoi 95 anni, e domani alle 15:30 in diretta il Palio di Feltre sempre su Antenna 3, e proprio per questa in via eccezionale il telegiornale di Treviso domani andrà in onda dopo il Palio di Feltre. Con questi appuntamenti con la nostra programmazione chiudiamo il nostro telegiornale, ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.